Calderoli, basta fontane, ora che i soldi ci sono bisogna spenderli bene. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, notizia che troviamo sul Corriere delle Alpi ed è una notizia dedicata alla giornata internazionale della montagna. Il ministro difende la sua legge della montagna da chi giudica insufficienti fondi, sanità, scuola, casa e tecnologie e giovani. Le nostre misure contrastano lo spopolamento. L'articolo di Francesco Dalmas. La giornata internazionale della montagna sarà celebrata l'11 dicembre a Belluno, il 12 a Cortina. Il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli arriverà con la legge della montagna fresca di varo parlamentare. Ora le risorse ci sono, l'importante è spenderle efficacemente, senza sprechi, perché non sempre questo avviene, sottolinea il membro del governo Meloni nella nostra intervista. Ministro, nel passato la giornata internazionale della montagna veniva festeggiata al Quirinale, perché lei ha deciso di portarla sulle terre alte? La montagna è la sua naturale destinazione. Il primo anno siamo stati ad Edolo, dove ha sede Unimont, l'Università della Montagna, che ha avuto il merito di realizzare la prima straordinaria ricognizione sulle terre alte pubblicata in un volume, il Libro Bianco della Montagna. L'anno dopo siamo andati in Abruzzo, a Scanno e Villa Lago, due realtà che rappresentavano un po' l'obiettivo della nostra legge sulla montagna, allora allo studio, cioè paesi piccoli che hanno un po' di turismo, ma dove prevale il disagio dei collegamenti e della mancanza di servizi. L'anno scorso siamo stati in Piemonte alle Frabose Soprana e Sottana, quest'anno veniamo in Veneto. Abbiamo scelto Belluno perché è una delle tre province interamente montane, ma anche perché ci sono le Olimpiadi, quindi mi sembrava obbligatorio fare una giornata a Belluno e una a Cortina. E qui abbiamo trovato l'importante aiuto da parte del Collegio dei Maestri di Sci, che ringrazio. Altra domanda, leggiamo appunto questa intervista di Dalmas: cosa fare per evitare che le scuole si chiudano per mancanza di bambini? Abbiamo portato a 10, questa è la risposta del ministro, il numero minimo degli alunni. Abbiamo introdotto forme sperimentali di asilo nido anche a livello familiare oppure comunitario, per rispondere anche a quelle esigenze sempre più frequenti. Tra i servizi c'è la copertura internet, interveniamo infatti per la banda larga, nei paesi ci si arriva attraverso la fibra ottica oppure un sistema satellitare. La copertura è essenziale per scuola, famiglia, telelavoro, telemedicina e tante altre esigenze. E ancora, il bonus bebè sarà unico? No, il bonus bebè va a sommarsi al bonus nazionale. C'è chi sostiene che il fondo Fosmid da 200 milioni è insufficiente e che bisognerebbe raddoppiarlo. Cosa risponde? Costoro dovrebbero ricordare che nel 2021 c'erano 6 milioni, nel 2022, anno di insediamento del governo Meloni, sono diventati 100 milioni. Dal 2023 sono saliti fino a ben 200 milioni all'anno, quindi dal nostro arrivo ad oggi siamo vicini ai 700 milioni messi a disposizione per la montagna. Detto questo, anch'io vorrei che ci fossero ulteriori risorse, ma intanto invito a spendere bene quelli disponibili, perché non sempre avviene. La risposta la domanda di Dalmas, ed ecco la risposta di Calderoli. Questa legge ha il grande merito di aver fatto il riconoscimento dei comuni montani. Visto che l'Italia ha il 35% del territorio montano, non si comprende perché il 55% dei comuni accedessero ai fondi della montagna. Ad esempio, in virtù di criteri molto discutibili, sono considerate montane città come Roma, Bologna e Palermo. Io invece ho voluto concentrarmi sulle realtà davvero montane, anche perché destinare i fondi della montagna a un paese che arriva al mare, anche no, grazie. Tutta l'intervista completa vi aspetta a pagina 2 del Corriere delle Alpi. Ma diamo uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina di questa edizione del Corriere delle Alpi. Ovviamente la notizia in primo piano è quella che abbiamo letto poc'anzi: in montagna i fondi ci sono, non sprecateli in fontane. Ancora sanità, medici di base e ancora crisi, ne mancano 10. L'articolo di Paolo Dallanese a pagina 16. Borsino immobiliare, prezzi delle case spinti dai giochi anche in città. L'articolo di Murzio a pagina 12. E ancora ferrovie, l'elettrificazione rallenta i treni, 2 ore per raggiungere Padova. L'articolo di Paduano a pagina 11. La foto di copertina è dedicata invece alla viabilità in provincia di Belluno. Il ponte dell'Immacolata si è chiuso con il consueto serpentone di auto lungo la statale 51, tutti in coda sulla Lemagna per il ritorno a casa. Auto incolonnate già all'ora di pranzo all'altezza di Longarone, le code sono proseguite fino a tarda sera. Ed ecco l'immagine per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. E sempre in
merito alla stagione invernale, weekend sugli sci, in 35.000 sulle piste aumentano gli incidenti. Mentre gli impiantisti gongolano per un ponte dell'Immacolata da grandi numeri, 35.000 primi ingressi, c'è anche il rovescio della medaglia, i numerosi incidenti sulle piste. Sabato la giornata da Bolino Rosso con 10 soccorsi complessivi, 6 ad Arabba, 3 a Cortina e 1 ad Alleghe. Domenica stranamente più tranquilla, l'articolo di Gigi Sosso a pagina 17. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 60 giorni ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre, stop al caos traffico dal 26 gennaio, concluso il ponte dell'Immacolata, incolonnamenti fin dal mattino sulle Lemagne e sulle altre arterie stradali. Il prefetto Rocco Berton: andrà meglio nei giorni della fiaccolata per l'apertura delle gallerie e delle varianti e togliendo i semafori. Le code sulla Lemagna, almeno in alcuni tratti, potrebbero essere un vago ricordo. Tra qualche settimana l'attenzione è puntata sull'apertura delle varianti della Val Boite fissata al 26 gennaio. L'apertura delle 2 gallerie a Taia Valle di Cadore contribuirà a rendere più fluido il traffico, dice il prefetto Rocco Berton. I rallentamenti derivano spesso dai 2 semafori attualmente esistenti che a gennaio saranno eliminati. Intanto però ieri è stata una giornata di caos sulla statale 51 e sulla 203 a Gordina. Il traffico da rientro ha formato lunghe code fin dal primo pomeriggio. L'approfondimento di Dibona a pagina 11. Addio Tomaselli, grande esperto della marmolada, il nivologo era molto conosciuto per l'attività al centro ARPAF di Arabba. Dopo breve malattia si è fermato per sempre il cuore di Alvise Tomaselli, aveva 65 anni e più di 35 li ha trascorsi con passione e impegno come nivologo al centro Valanghe di Arabba. La sua professione l'aveva portato ad essere uno dei maggiori esperti di marmolada e sul tema era spesso interpellato anche dai media nazionali, tanto più in anni di stravolgimenti climatici, i cui effetti proprio su quel ghiacciaio sono particolarmente evidenti. Da 1 anno e mezzo era in pensione. L'articolo di Fontanive a pagina 9. Altro articolo che troverete a pagina 8, Borgo Valbelluna non rispondeva al telefono, trovata senza vita in casa. Tapparelle alzate, luci spente. È bastato questo al vicino di casa di Laura Torta, 77 anni, per far scattare l'allarme. Ma la donna era già senza vita. Notizia dal capoluogo, dalla Spessarena a Palazzo Acci, Belluno cambia volto. Cantieri in vista, la VHV Arena e il Teatro Comunale finiranno sotto i ferri nel 2026 e nel giro di qualche mese, comunque entro la fine del prossimo anno, saranno riqualificati. Le 2 strutture infatti rientrano nel piano triennale opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale, anzi sono le 2 operazioni più consistenti programmate nella lista dei buoni propositi per l'anno nuovo. Le opere sicuramente finanziate e attuate nel 2026 sono 4, ha spiegato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Paolo Gamba, perché è prevista la riqualificazione anche di Viale Fantuzzi e del Parco di Mussoi. Gli approfondimenti a pagina 2 e a pagina 3 sono a firma di Federica Fant e Damiano Tormen. Cortina, addio a Vittorio Toio da Poz, anima del rifugio Giussani sulle Tofane. Super Toio è una via alpinistica sulla punta Giovannina della Tofana a Cortina. Porta il nome di Vittorio da Poz Toio, che la comunità ampezzana saluterà oggi. Il funerale sarà celebrato alle 15. Vittorio da Poz è stato per anni il gestore del rifugio Giussani, inaugurato il 7 settembre 1972. L'articolo di Dibona lo troverete a pagina 10. La foto di copertina invece è dedicata allo sport calcio. Gli ultimi 2 successi hanno svoltato la stagione. Dolomiti tra sogni e salvezza, siamo liberi e coraggiosi. Le esultanze di Luca Clemenza e Giacomo Marconi, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, nella partita vinta domenica a Busto Arsizio sono l'emblema del momento magico della Dolomiti. Proprio Clemenza lo racconta: giochiamo con libertà e coraggio, ma non stiamo pensando ai play-off. L'articolo di Lazzarin a pagina 13. Belluno, più personale, innovazioni per rilanciare la biblioteca, l'approfondimento di Federica Fant a pagina 5 e ancora a pagina 8 Mammani firma il seguente articolo: San Gregorio, soccorso alpino, esercitazione con l'impiego dell'elicottero. Daniela De Donà firma questo articolo a pagina 15, l'arte del riordino anche in ufficio nel nuovo libro della bellunese Francesca Stracuzzi. Giovanni Santina a pagina 14, ok, ritorno alla vittoria per le ragazze dello Zoldo. E Alessia Dallò a pagina 7, Feltre, eventi di Natale dall'albero di rosa al presepe olimpico. Acceso l'albero del Filò a Villabruna, mentre a Roncoi di San Gregorio c'è anche il presepe dedicato a Milano Cortina 2026.
È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.